Un bambino di 8 anni, Francesco Calabrò, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in una galleria nei pressi dello svincolo Spirito Santo sulla 106 Regina. Il piccolo, rimasto incastrato tra le lamiere, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è deceduto nel giro di qualche ora agli ospedali riuniti di Reggio. 2 persone sono rimaste ferite in un agguato compiuto la notte scorsa a Frascineto. I carabinieri di Castrovillari hanno già fermato 2 soggetti. Le vittime sono Gaetano Greco di 41 anni, di Morano Calabro, pregiudicato, e Alfred Scozza, di 20 anni, albanese, raggiunto dai proiettili mentre erano a bordo di un'auto. Per i ballottaggi relativi alle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, la percentuale di votanti rilevata alla chiusura definitiva dei seggi è stata del 60,08%. Al primo turno aveva votato il 68,58%. Per le provinciali la percentuale di votanti è stata del 45,26% degli aventi diritto, con un calo di 16 punti percentuali rispetto al primo turno. Nell'ultima giornata del campionato di Serie B la Regina perde 3-2 contro il Sassuolo, classificandosi al 6° posto, e nelle semifinali play-off sfiderà il Novara. Giovedì andata a Reggio, ritorno domenica a Novara. Il Crotone si impone 3-2 sul campo del Portogruaro e chiude all'11° posto, a segno per i rossoblù Matute, Cutolo e Curiale.